Gentili telespettatori, buongiorno e ben trovati ad una nuova puntata, come sempre in diretta in compagnia di Ore 13, puntata dedicata alla salute e in particolare sulla dipendenza del gioco d'azzardo, che non è affatto qualcosa di moderno, ma è antico quanto la storia dell'uomo, la storia del gioco. Ed è però negli ultimi anni che questo fenomeno preoccupa al punto da aver raggiunto un livello, potremmo dire, di emergenza sociale, soprattutto per l'introduzione poi effettivamente di elementi che in qualche modo ne accentuano la pericolosità di questo gioco d'azzardo in un contesto sempre più di liberalizzazione senza precedenti. Sentiremo oggi i numeri di questo fenomeno sempre più in aumento, cercheremo anche di capire come se ne può uscire, perché guarire si può. Lo faremo in compagnia dei miei ospiti che vi presento subito. Ho il piacere di avere in studio la dottoressa Amelia Fiorin, referente dipartimentale area gioco d'azzardo ULSS 2, ben trovata dottoressa. Buongiorno. E ho il piacere di avere in studio anche il dottor Carlo Cenedese, referente dell'ambulatorio gioco d'azzardo di Pieve di Soligo, ben trovato. Ricordo ai nostri telespettatori da casa che siamo in diretta, aspettiamo quindi le vostre telefonate, 0422 1626 798, il numero per chiamarci in diretta. Allora io parto da lei, dottoressa Fiorin, perché abbiamo detto essere un fenomeno in qualche modo preoccupante. Facciamo un po' una fotografia, raccontando anche quali sono i numeri del gioco d'azzardo. Partirei dal fatto che lei ha effettivamente ricordato che il gioco, come dire, fa parte un po' della cultura dell'uomo, no? Ecco, il gioco d'azzardo un po' meno, nel senso che negli ultimi, dal 2000 ad oggi, noi abbiamo visto un proliferare di occasioni del gioco, sia attraverso le sale gioco, le sale bingo, ma anche la trasformazione di alcuni luoghi tradizionali per noi, come può essere il tabaccaio, no? Che si è trasformato come modalità di offerta e hanno in qualche modo sensibilizzato, lo metto tra virgolette il termine sensibilizzato, la popolazione ad avere un approccio, come dire, molto normalizzato rispetto a questa attività che in passato magari era vista come un'attività solo di pochi che potevano permettersi, per cui i grandi casinò non esistono quasi più, o comunque sono in difficoltà economica, perché appunto c'è stata una distribuzione capillare, un po' delle sale gioco, un po' delle VLT, un po' anche delle opportunità di gioco. Quindi una facilità di accedere al gioco. Accedere, una facilità e anche un'induzione in qualche modo di un nuovo, tra virgolette, consumo. Allora, su questo possiamo vedere appunto il primo elemento dei volumi d'affari. Noi abbiamo avuto, questi sono dati anche che si possono reperire tranquillamente nel libro blu dell'Agenzia appunto delle Dogane e del Monopolio di Stato, abbiamo avuto nel 2016 un giro di affari che ha raggiunto i 95 miliardi di euro, nel 2017 96 miliardi di euro e nel 2018, ed è un dato diciamo recente, convalidato anche da questo, dal Ministero dei Monopoli, abbiamo raggiunto i 102 miliardi di euro. Quindi questo vuol dire che, come dire, un movimento c'è, no? Ed è anche per questo che quindi noi ringraziamo il suo invito, che c'è un certo così allarmismo, una certa diciamo attenzione su questo problema, ma ci sono anche delle risposte, quindi dobbiamo anche un po' tranquillizzare, no? Immagino che l'invito sia stato anche per questo motivo, visto che parliamo di sanità.
Tornando sempre sulla fotografia del fenomeno, ci racconta quanti sono i giocatori nel territorio nazionale e poi andiamo sempre più nello specifico analizzando il nostro territorio. Sì, allora c'è una ricerca interessante perché è anche di recente, condotta da questo istituto che è l'IPSAD, è un istituto di fisiologia clinica del CNR che conduce ricerche puntuali in tutta la popolazione e è uscito appunto nel 2018, praticamente ha fatto una valutazione che 17 milioni di italiani hanno giocato una volta nell'arco degli ultimi 12 mesi. Ora, detta così potrebbe, come dire, no, essere semplice dire una volta, non è così drammatica la cosa, però c'è da dire che questo elemento è un elemento interessante perché sottolinea l'abitudine sempre più crescente di una popolazione, di un numero di popolazione che si abitua a questo tipo di attività. Poi se andiamo più nello specifico, detto in altre parole, il 42,8% della popolazione italiana tra i 15 e i 64 anni ha giocato d'azzardo una volta negli ultimi 12 mesi. Quindi come dire, vanno poi letti nel dettaglio. Altre cose interessanti è che esiste da tempo, perché comunque i dipartimenti delle dipendenze hanno come dire, offerto sin dal 2002 una risposta alle famiglie che bussavano. Esiste un gruppo di ricerca veneto formato proprio da tutti gli operatori dei dipartimenti delle dipendenze che in questo arco di tempo, quindi dal 2000 al 2018, hanno raccolto dei dati che vengono anch'essi considerati epidemiologici. Abbiamo visto, poi nel trasformarsi della storia anche delle USL, perché sono diventate 9 attualmente, come i dati ricalcano l'aumento della popolazione dedita al gioco. Allora, nei 9 dipartimenti, perché di questo parliamo a livello regionale, quindi parliamo di una popolazione clinica in questo momento, quindi che hanno già fatto una richiesta di aiuto. Nel 2015 abbiamo avuto 1761 soggetti, giocatori, che hanno chiesto un qualche intervento ai dipartimenti. Che quindi si sono rivolti ai servizi dell'ULSS. Nel 2016 1824, nel 2017 1831. Questo a livello ancora regionale, possiamo capire. Sottolineo l'importanza di questo gruppo che ha condotto questa ricerca perché, come dire, sono dati che non tutte le regioni posseggono e quindi grazie al fatto che gli operatori che lavoravano all'interno sentivano il termometro che si scaldava per l'aumento delle domande, abbiamo ritenuto opportuno, come dire, monitorare questo fenomeno. A livello provinciale, quindi l'US 2, che ha appunto 3 ambulatori distribuiti a Castelfranco, Treviso Oderzo e Conegliano, i numeri, ripeto, ricalcano lo stesso andamento, per cui nel 2015 abbiamo 310 pazienti, nel 2016 315, nel 2017 342. Nel 2018, quindi dato abbastanza fresco, 354. Si vede come nel giro di 3 anni il numero comunque è aumentato, no? Esatto. Tornando, dottor Genedese, alla fotografia del Veneto, poco fa abbiamo visto una slide che chiedo alla regia di rimandarci, insomma, con la cartina dell'Italia, perché emerge che il Veneto è la terza regione in Italia per cifre giocate alle cosiddette macchinette. Quindi, insomma, la regione Veneto ha, potremmo dire, insomma, un primato?
insieme ad altre regioni? Sì, in realtà come dire, il primato è abbastanza particolare, va esplicitata questa diapositiva perché si può vedere nella cartina di destra che chiaramente le regioni dove si gioca di più, quelle sono le regioni in cui le persone dichiarano di aver giocato almeno una volta nella vita, negli ultimi 12 mesi, a un gioco d'azzardo. Chiaramente le regioni del sud dove c'è una tradizione molto più radicata, no, di gioco d'azzardo sono le regioni dove molte più persone si dedicano a questo tipo di attività, mentre il Veneto insieme ad altre regioni del nord non è tra le regioni dove si gioca di più, però nella cartina di sinistra si può notare che dove sono indicate più che altro le persone che tra quelli che giocano possono avere un livello di gioco da moderato a grave, si vede che le regioni del sud sono alla pari con il Veneto, ovvero, per dirla in maniera molto semplice, in Veneto si gioca meno rispetto ad altre regioni, ma le persone che giocano tendono più facilmente a sviluppare un disturbo da gioco d'azzardo. Poco fa la dottoressa Fiorin diceva insomma, il fatto di giocare almeno una volta negli ultimi 12 mesi tra i 15 e i 64 anni, se non sbaglio. È quel 15 anni che mi suona un po' male, perché giovani e ragazzi insomma, non sono esenti nemmeno loro dal poter sviluppare una dipendenza dal gioco. Sì, il senso comune ci porta a pensare che sia una problematica prettamente degli adulti, e questo è vero. Naturalmente la maggior parte delle persone che sviluppano un disturbo da gioco d'azzardo sono persone adulte, però i giovanissimi non sono esenti da questo tipo di attività. C'è una ricerca molto recente, perché è stata pubblicata nel gennaio del 2019 della Nomisma, che ci dice che tra i ragazzi dai 14 ai 19 anni il 48% dichiara di aver giocato almeno una volta negli ultimi 12 mesi. Tra questi il dato più preoccupante in assoluto chiaramente è quello dei minori, perché come sappiamo il gioco d'azzardo è vietato ai minori di 18 anni, ma all'interno di questo campione, di questo 48% dei giovanissimi che gioca d'azzardo, vi è un 46% di minori, quindi un numero assolutamente elevato, che naturalmente non dovrebbero assolutamente giocare per legge. Eppure la stessa ricerca ce lo dice, no? La pubblicità è così martellante, soprattutto legata ad eventi sportivi e anche a certi tipi di giochi che sono più appetibili per i giovanissimi, e quindi molti ragazzi purtroppo iniziano a giocare d'azzardo, e alcuni tra questi, circa un 12%, sviluppa anche una patologia da gioco, insomma. E naturalmente questo preoccupa, no? Perché non si riesce forse anche a intercettare quella parte di giovani che giocano? È molto difficile in generale intercettare una persona che ha una problematica di gioco, perché naturalmente il gioco oggi come oggi si può effettuare in qualsiasi contesto e non solamente nei locali predisposti, insomma, per cui le forme di controllo sociale, diciamo, che valevano per le problematiche di dipendenza come l'alcolismo o l'uso di sostanze, la tossicodipendenza, rispetto al gioco vengono meno in generale. Per i giovanissimi è ancora più complesso, perché chiaramente vale anche il discorso naturalmente del gioco online, ma non solo. Ecco, molte ricerche ci dicono che chi gioca online gioca in realtà anche sul territorio, cioè sugli apparecchi e nei locali predisposti, insomma, ecco. Però chiaramente un giovanissimo che abbia accesso a un'attività di gioco online chiaramente viene identificato solo nel momento in cui i genitori notano degli ammanchi certo. Da un punto di vista economico, insomma. Noi torniamo a parlarne subito dopo la pubblicità, ci fermiamo per qualche minuto, a tra poco.
Ben ritrovati in studio, ancora in diretta in compagnia di Ore 13, quando il gioco diventa patologico, cioè quando la dipendenza dal gioco inizia a preoccupare, potremmo dire così. Io riparto dal dottor Cenedese perché poco fa diceva anche nelle formule di gioco online, no? Si riesce a intercettare quella popolazione che gioca online solamente quando si notano grandi ammanchi di denaro. Ci sono dei campanelli d'allarme però che prima di arrivare a una situazione così possono farci capire che magari un amico, un familiare è entrato in questa spirale? Sì, la dipendenza dal gioco d'azzardo ha dei sintomi diciamo molto simili anche alle altre forme di dipendenza, anche se non c'è la sostanza. E i segnali che si possono vedere, che i familiari in particolar modo possono identificare nel giocatore sono molto simili, per esempio, a parte chiaramente gli ammanchi di denaro, ci può essere il non andare a lavorare, per esempio, no? Persone che trascurano l'attività lavorativa perché si devono recare nel locale a giocare. Possono esserci aspetti di tipo depressivo, ansioso, sono sintomi molto frequenti tra i giocatori, questa smania di recarsi nel contesto di gioco. Si possono ritrovare ricevute di scommesse, prelievi non giustificati, in generale è la gestione del denaro in famiglia che a un certo punto, non trovando altre giustificazioni, si capisce che è dovuta a un'attività di gioco. Insomma, questi sono i segnali più frequenti. Dottoressa, tanti sintomi, tanti segnali che però se non trascurati appunto anche dalle persone che stanno intorno possono davvero essere importanti e significativi per aiutare anche concretamente chi entra in questa spirale. Sì, i sintomi vengono descritti appunto come tali perché segnalano comunque una situazione che non è più sotto controllo per certi aspetti, perché uno dei motivi talvolta più frequenti che portano il soggetto o la famiglia a chiedere un aiuto a noi è appunto l'indebitamento, no? Però ci sono come dire, di gradi anche intermedi, per esempio ci può essere la sensazione che la persona in famiglia sia sempre molto assente, cioè abbia in qualche modo un pensiero fisso di andare a giocare, come si diceva prima, ma e si colga questa estraneità anche pur essendo all'interno della famiglia che pensa ad altro. Oppure le difficoltà di venire a capo di tutta una serie di giochi di trasferimento di denaro, soprattutto nelle situazioni in cui magari non c'è un'entrata regolare, che può essere un affitto o uno stipendio come dipendente, ma un'attività lavorativa in proprio, no? Per cui ci sono una serie di conti che non tornano mai. Ecco, allora ci sono questi elementi, però giustamente come sottolineava il collega ci sono anche proprio dei sintomi tra virgolette reattivi, no? Per cui ci può essere l'ansia, ci può essere la depressione, ci possono essere disturbi del sonno, ci possono essere elementi di irritabilità che appunto la persona non si riconosce più, è sempre scattoso, non si riesce più a parlarti, no? Ecco, ci sono questi elementi. Nel caso dei giovani ci può essere molto evitamento, cioè il giovane, l'adolescente o il giovane adulto evita di, come dire, trovarsi nella situazione di dover dire o di incontrare i familiari, perché in qualche modo sente che la cosa sta sfuggendo ma non è ancora in grado di poter, come dire come di solito esplode quando insomma ci sono delle tracce evidenti, delle prove. Certo. Dottor Cenedese, immagino che magari qualcuno da casa starà pensando: io ogni tanto gioco una schedina però sento di non aver sviluppato una dipendenza.
quanto è sottile, quanto breve è il passo, no? dal giocare ogni tanto un gratta e vinci, una schedina, allo sviluppare, come dicevamo, una dipendenza da gioco d'azzardo. Sì, quando diventa problematico, sì, ecco, il gioco? I meccanismi che portano a una problematica di dipendenza sono stati ben descritti nel corso degli anni dagli psicologi. In particolar modo c'è un effetto che è legato alla ricompensa, no? Tutte le attività a cui fa seguito un qualche tipo di ricompensa o di rinforzo, viene chiamato in termine tecnico, tendono ad essere ripetute nel tempo, no? E chiaramente nel gioco la ricompensa della vincita è di per sé un rinforzo che fa sì che la persona tenda a ripetere quell'attività. Quindi gioco, magari vinco 5 euro, 10 euro, sono invogliato a proseguire. Gratta e vinci e proseguire. Infatti la maggior parte dei giochi sono strutturati proprio in questo modo, cioè nel garantire piccole vincite ma molto frequenti. Quindi la persona viene proprio alimentata in qualche modo nella sua dipendenza perché vince frequentemente, magari piccole cifre che il più delle volte servono solamente ad acquistare un altro gratta e vinci, ad acquistare un altro biglietto, a inserire nuovamente le monete nella videoslot, ma la sensazione del giocatore è quella di vincere, mentre vengono dimenticate le perdite, quindi pian pianino la persona comincia a sentire l'euforia della vittoria frequente e il suo comportamento di gioco viene continuamente rinforzato. Si è visto inoltre che quando c'è una ricompensa intermittente, come nel caso del gioco, cioè non si vince sempre naturalmente, no? Ma si vince alle volte, si perde, quindi c'è una ricompensa di tipo intermittente, il condizionamento che si viene a creare è ancora più resistente, perché la persona si abitua ad aspettare, ad attendere la vittoria e quindi anche nel momento in cui perde il pensiero va alla vincita successiva. E quindi questo è il meccanismo principale, non è l'unico, c'è anche un altro meccanismo molto frequente tra i nostri pazienti che è legato soprattutto ai giochi da terminale, quindi le videoslot prevalentemente, che è questa sorta di trance in cui si trova la persona mentre sta giocando. Si estranea completamente dal contesto in cui si trova, dalle persone che stanno accanto, dai pensieri, dalle preoccupazioni che può avere in testa, e questo è un effetto molto rilassante che in persone che magari stanno attraversando un momento di difficoltà, di tensione, di stress nella propria vita possono facilmente portare alla dipendenza, insomma, ecco. Quindi come si passa da un gioco, diciamo, responsabile o moderato a una forma di dipendenza, diciamo che sono questi i fattori che magari colgono la persona in un momento di particolare stress, di particolare fragilità. Quindi è una cosa che potrebbe capitare, diciamo, a chiunque di noi. Nel momento in cui mi trovo a vivere una situazione di stress accentuato, potrei perdere il controllo su questo tipo di comportamento. Magari sono stato un giocatore moderato, responsabile per tanti anni e se vengo colto in quella fase della mia vita di maggior fragilità, ecco che la dipendenza può farsi largo. Ecco perché, e anche perché dicevamo che insomma c'è una maggiore facilitazione, no, all'accessibilità al gioco. Ad esempio, non lo so, il Totocalcio una volta si giocava la schedina una volta alla settimana, adesso si può scommettere, insomma, quasi sempre. All'Otto lo stesso, le estrazioni avvenivano una volta alla settimana, online ci sono ogni 5 minuti, quindi anche, insomma, la facilità, no, di giocare anche piccole somme, che però sono, come dicevamo, un incentivo, dottoressa. Sì, lei ha sottolineato questo aspetto all'inizio della trasmissione che mi ha fatto molto piacere, nel senso che ha parlato, no, di una storia che l'uomo è comunque attratto dal gioco, anche dal gioco del rischio in questo senso.
però noi abbiamo assistito nel corso appunto del tempo ad una serie di non solo diffusione capillare, quindi maggiore opportunità, maggiore accessibilità, ma anche ad una massiccia proposta, no? Le strategie di marketing sono state le più varie, nel senso che appunto oltre alla pubblicità tempo addietro avevamo la possibilità nei supermercati di dare il resto con un gratta e vinci, oppure ci sono appunto dei luoghi anche vicino agli ambienti di gioco come il bancomat, il compro oro, per facilitare, no, la disponibilità di denaro sempre fresco. Ecco, questo assetto anche un po' architettonico anche delle nostre città è cambiato con la presenza di questo tipo di attività che di per sé, no, e la ringrazio di questo ricordo, fa parte della dimensione dell'uomo, però messa in un contesto di accentuazione come è andata costruendosi, quindi più giocate, più opportunità, più vicine a casa, ha fatto sì che se una volta anche l'andare a giocare poteva essere coronato da attività anche familiari oppure da eventi particolari, adesso è diventata una norma, cioè, quasi un'abitudine. Quasi un'abitudine, ed è il primo passo per come dire, strutturare poi dei meccanismi anche di dipendenza, non necessariamente, però l'abitudine sicuramente permette all'uomo di o incentivare quel comportamento oppure mettere in atto delle correzioni per poterlo modulare, no? Ora, è ovvio che questo tipo di sviluppo ha bisogno non solo degli specialisti come è la sanità in questo caso, ma ha bisogno anche che ci siano delle azioni di cornice ambientali, legali, anche culturali, che siano in qualche modo sensibili a questo problema. Quello che è capitato anche per il fumo abbiamo visto che con la legge del fumo sugli ambienti abbiamo avuto un abbattimento importante di questa abitudine che da tempo sapevamo era nociva e lo è, no? Quindi in questo senso, come anche dire, per quel che riguarda insomma il gioco, ci si auspica che insomma qualcosa possa ma mi pare che ci stiamo lavorando, direi proprio in modo molto corale, perché non solo l'USL ma anche l'Associazione dei Comuni della Marca Trevigiana, i comuni stessi, la regione stessa, in qualche modo si sta attivando per certo. lavorare su questo piano. Noi torniamo a parlarne subito dopo perché approfondiremo proprio questo tema, insomma, per cercare di capire che cosa si sta facendo. Ci fermiamo per qualche minuto, a tra poco. Ben ritrovati in studio, ancora in diretta in compagnia di Ore 13. Apriamo subito con una telefonata in diretta, sentiamo che cosa ci vogliono dire. Pronto, buongiorno, chi abbiamo in linea? Adriana da Montebelluna. Buongiorno Adriana, prego. Guarda, io vorrei dire una cosa. Pensate che le persone che vanno a giocare, vanno a giocare così per il gusto di spendere i soldi, quelle persone hanno nella testa tante cose. Poi non c'è solo, c'è anche la malattia a volte che porta ad andare fuori per dimenticare relativamente, diciamo, per distrarsi un po'. Vi dico io perché sono una persona di quelle. Ho il Parkinson, a volte magari esco e mi metto lì su una slot e così passo un po' il tempo e dimentico tutte le mie preoccupazioni di salute. Signora Adriana, grazie. Non è che migliorano, peggiorano, ecco, diciamo. Grazie signora Adriana. Chi vuole dire qualcosa alla signora?
Ha un po' ricordato l'aspetto che dicevamo prima, no? Sì, purtroppo appunto l'aspetto della ricompensa è fondamentale, e le persone sole chiaramente più facilmente, no, cadono in questo tipo di tranello. Tra l'altro la signora ci dice che soffre di una patologia che si riscontra spesso nei giocatori, perché i farmaci che vengono utilizzati per contrastare i sintomi del Parkinson spesso tendono a favorire il discontrollo degli impulsi, e quindi frequentemente si ritrova, ne abbiamo molti nei nostri ambulatori, insomma, persone che magari non hanno mai giocato in vita loro, comunque non hanno mai dato attenzione a questo tipo di attività, ma nel momento in cui iniziano una terapia con gli antiparkinsoniani tendono appunto a eccedere poi nell'attività di gioco. Poi certo, come dicevamo prima, è un'attività che gratifica, e quindi appunto è molto frequente in persone che o perché si trovano da sole. Teniamo presente che ci sono anche alcuni giochi che favoriscono la socialità, pensiamo alle sale bingo per esempio, no? Molte persone vanno a giocare perché è un contesto di socializzazione, dove incontrare altre persone, e naturalmente poi all'interno di quel contesto è più facile poi perdere il controllo sul comportamento. Signora Adriana, però mi raccomando, stia attenta, se si accorge che qualcosa comincia a sfuggirle di mano, ne parli con un familiare, si rivolga ai servizi, insomma ne stiamo parlando anche quest'oggi, no? Riparto da lei, dottoressa Fiorin, perché lei ha accennato insomma al fatto che qualcosa anche a livello nazionale, regionale e comunale si sta facendo. C'è infatti il piano regionale 2018-2019 e insomma anche l'ULSS che cosa sta facendo da questo punto di vista? Sì, intanto ringrazierei Adriana, perché non è semplice esporsi così in una situazione così molto pubblica, quindi tutto sommato segno anche che certi aspetti di vergogna ormai sono venuti meno per questi problemi, perché non c'è assolutamente difficoltà. Se vuole anche rivolgersi al servizio, all'ambulatorio di Castelfranco anche per una semplice consulenza, volentieri, ecco. Rispetto all'USL noi abbiamo avuto per alcuni anni un'attività molto intensa e come dire, in assenza di fondi, mentre dall'anno scorso sia a livello centrale, quindi di Ministero della Sanità, sia a livello regionale, a livello anche di USL, sono stati stanziati dei fondi che hanno potuto permettere da una parte la continuità delle attività che erano già in corso e dall'altra di rinforzare gli ambulatori che, ripeto, sono 3 a Castelfranco, Conegliano e Treviso e Oderzo, che lavorano dal 2016 con anche l'atto di unificazione dell'azienda sanitaria in modo omogeneo, per cui trovano all'interno di questi servizi la popolazione trova di fatto delle risposte omogenee. Fanno dei trattamenti che possono essere medio-lunghi. Tendenzialmente abbiamo una consulenza anche per i familiari, perché sono quelli che per primi si accorgono di qualcosa che non va, non è detto, però anche i giocatori vengono con una domanda diretta. Collaboriamo con la rete territoriale, nel senso con i comuni, delle assistenti sociali dei comuni e però anche con i comuni stessi, perché come si diceva prima il trattamento non può essere solo a livello ambulatoriale, nel senso che il trattamento specialistico sicuramente avviene a livello ambulatoriale, però poi ci sono tutta una serie di reti di collaborazione che serve proprio per facilitare l'ingresso di questi pazienti prima, diciamo, di arrivare proprio all'estremo, ecco, alla problematicità più intensa.
In questo senso il piano ci ha dato l'opportunità di fare dei corsi di aggiornamento per le assistenti sociali, abbiamo avviato una collaborazione con l'ASCOM all'interno dei corsi di formazione per i nuovi gestori, per sensibilizzare anche i gestori rispetto a quello che possono vedere rispetto ai giocatori che certo, abitano nei loro luoghi. Stiamo lavorando con l'associazione della Marca Trevigiana, quindi ricordo l'avvocato Osti che fa tutta la consulenza sulla parte legale delle ordinanze e dei regolamenti dei comuni, che segue tutta la parte anche delle diciamo, proteste legali dei gestori quando ci sono orari troppo restrittivi, no? Ecco, di questo ne torniamo a parlare dopo perché è molto interessante. Abbiamo un'altra telefonata in studio. Pronto? Buongiorno, chi c'è in linea? Buongiorno. Buongiorno, con chi parliamo? Io sono la signora Pierina e chiamo da Montebelluna anch'io. Buongiorno, prego Pierina. Buongiorno. La mia situazione è un po' più drammatica rispetto a quello che voi state parlando. Io ho scoperto anni fa che mio figlio si giocava tutto lo stipendio e i miei familiari, mio marito compreso, non dava ascolto, anzi diceva che i soldi erano suoi e che non era un problema mio. Con il tempo mi hanno isolata, mi hanno diffamata e sono stata costretta a allontanarmi da casa per ovvi motivi di salvaguardarmi. E di conseguenza ho capito che anche mio marito era un giocatore. Adesso sono 5 anni che non vivo più con loro, non so più niente, non ho contatti con i figli. Mio marito mi ha raccontato, voi lo sapete, tante bugie, una montagna. Di conseguenza io ero quella che avevo l'amante, che avevo rubato i soldi, che avevo fatto la diffamazione verso di loro e comunque da 5 anni la mia famiglia è distrutta e adesso vengo a sapere anche che il padre ha litigato con i figli, non so in che modo, in che forma, e io vivo questa disperazione. Signora Pierina, grazie per la sua testimonianza. Non so se la signora... Ecco, sì, se la signora mi pare chiamasse da Montebelluna, non so se nel frattempo si è rivolta insomma, a qualche ambulatorio, a qualche centro anche per avere un supporto, no? Perché come abbiamo detto anche i familiari... Mi sono rivolta al SPERD, mi sono rivolta a Castelfranco, mi sono rivolta al Gammanon di Treviso, mi sono rivolta a Preti, a chi che poteva darmi una mano, però la mano io non l'ho avuta. Sì, allora rispetto a questo io penso che il servizio, l'ambulatorio è strutturato per dare anche le consulenze ai familiari. Quello che è interessante della signora Pierina è che lei parla di un lungo tempo, cioè sottolinea il fatto che il problema, come dire, no, non solo era presente da lungo tempo ma anche continuato dopo. Di fatto sottolineando in modo particolare che sicuramente esistono i percorsi, esistono i trattamenti, ma esiste anche una quota di motivazione che il singolo individuo deve avere per produrre poi o per mettere in atto dei cambiamenti. La volontà, no? Sì, motivazione. Diciamolo così. Ecco. In questo senso mi sembra che la storia indichi il fatto che ad un certo punto, e correttamente direi, Pierina ha fatto una scelta personale, no? Ha detto ok, voi non volete cambiare, cambio io, no? Anche se questo comporta una serie di chiusure, no? di relazioni. Questo noi lo vediamo spesso nelle situazioni che arrivano al nostro servizio e diamo anche dei supporti separati rispetto ai familiari, rispetto ai giocatori. Esistono comunque anche delle azioni un po' più, se volete chiamarle un po' più di enfasi, quando ci sono delle situazioni debitorie molto forti.
per cui è necessario, come dire, affiancare e assistere il familiare a interrompere questa voragine di dispendio di denaro attraverso quella che viene chiamata la cosiddetta amministratore di sostegno, cioè la possibilità di attivare un monitoraggio economico esterno non da parte del familiare, ma in questo caso di solito il Tribunale di Treviso sceglie degli avvocati che monitorano la situazione non solo per gli aspetti economici ma anche per i beni, perché purtroppo le famiglie devono anche decidere rispetto ai beni proprio la casa, l'auto e se la quant'altro. signora Pierina ha lasciato il numero alla Benissimo. regia, poi eventualmente Certo. lo facciamo avere in modo tale, insomma, da poter capire la situazione ancora meglio ed eventualmente dare un sostegno. Ci fermiamo per un'altra breve pausa di pubblicità, torniamo tra pochissimo. Ben ritrovati in studio, ultima parte di Ore 13 dedicata al gioco patologico. Riparto dal dottor Cenedese perché durante il corso della puntata e sentendo anche le testimonianze, insomma, delle telefonate da casa, abbiamo capito che è un problema, una dipendenza che riguarda, insomma, una certa fascia di età, però come detto all'inizio anche i giovani si avvicinano al gioco d'azzardo e questo inizia a preoccupare. Quali sono le cose che più attraggono i giovani e i minorenni anche? Sì, c'è sicuramente il fenomeno del gioco online che stiamo un po' monitorando e che è in rapida evoluzione ed è un fenomeno che è difficile anche da misurare, nel senso che avviene nell'ambito individuale. Una persona con uno smartphone può giocare da qualsiasi posizione ed è difficile da individuare, però tra i giovani, e tra l'altro è molto diffuso soprattutto come pubblicità, intendo, negli eventi sportivi che sono seguitissimi dai giovani. Ma tra i giovani abbiamo notato un altro fenomeno, per carità parliamo di poche persone, di pochi ragazzi, però c'è un fenomeno molto particolare che riguarda il gioco del poker. Il poker è un gioco d'azzardo, rientra a pieno titolo fra i giochi d'azzardo, ma è un gioco un po' particolare perché prevede una quota di abilità. Nel gioco del poker una persona abile nel gioco del poker ha più probabilità di vincere. Gran parte rimane legata al caso, ma c'è una componente chiaramente di abilità. E questo unito al fatto che moltissimi film molto famosi, di successo, hanno raccontato le storie di giocatori di poker che sono diventati miliardari, moltissimi ragazzi giovani, moltissimi, nei nostri ambulatori ne abbiamo visti alcuni, insomma, ecco, si avvicinano a questo tipo di attività nei circoli e si dedicano all'attività del gioco del poker quasi come fosse un lavoro. Naturalmente facile è perdere il controllo anche su questo tipo di attività. Si fanno attrarre, insomma, da questo tipo di attività. Sì. Abbiamo una telefonata da casa. Pronto, buongiorno. Buongiorno, sono Giusy e lei suoi ospiti. Buongiorno Giusy, prego. Allora, io penso che la signora Adriana avesse qualche familiare che lo sapranno di sicuro che lei magari esce per andare a giocare così, perché non è giusto che lei scelga un modo per uscire di casa, insomma quello lì non è un modo giusto a spendere soldi così, e penso che la solitudine degli anziani è molto grave, perché magari hai figli che si sono sposati e magari il marito non so se ha il coraggio di dirglielo e succede così. Io spero sempre che a me non succeda, insomma, ma sento tanti casi di queste signore che sono sole e sì. La solitudine è bruttissima, ma
Sì, e guardi Giusy però che non è neanche facile da parte dei familiari accorgersi, come abbiamo detto, insomma, sempre di quello che accade. Grazie per la sua telefonata. Dottoressa, abbiamo detto insomma che anzi molto si è fatto, molto è ancora da fare, anche a livello comunale ci sono delle regolamentazioni, no? Per quel che riguarda il gioco. Sì, a questo proposito ricordo che a settembre, il 23 di settembre, con l'Associazione dei Comuni di Marcatevigiana e a Palazzo della Provincia ci sarà appunto un evento dedicato alla regolamentazione, no, degli spazi ambientali relativamente a questo tipo di attività. Lo dico perché è un'iniziativa nuova, sicuramente anche molto interessante, che completa diciamo, il quadro psicopatologico arricchendolo di quelle norme comportamentali riconosciute, regolamentate nel territorio in cui viviamo. A questo proposito anche la Regione sta sicuramente lavorando già dall'anno scorso su una legge che possa come dire, intervenire un po' sugli aspetti ambientali delle sale gioco, quindi gli oscuramenti, la presenza di sedie, non sedie, la presenza degli orari, no? Non orari non aperti 24 ore su 24 ore, perché abbiamo visto che questo comporta un continua abitudine al gioco. Per quanto riguarda invece gli orari dei nostri ambulatori, noi lo ricordo, abbiamo 3 ambulatori distribuiti nella provincia di Treviso, abbiamo un'apertura abbastanza ampia perché di solito ci sono alcuni giorni che sono dalle 8 alle 18, ma gli orari più in dettaglio possono essere visti appunto nel sito della nostra USL. Questi ambulatori sono dotati di un gruppo di lavoro a cui va la nostra gratitudine, nel senso che gli operatori che ci accompagnano da molti anni stanno facendo dei lavori interessanti e ci sostengono anche nelle fatiche quotidiane, perché avete capito che è una dipendenza a tutti gli effetti, se non addirittura in alcune occasioni più drammatica, perché dura di più anche dalla sospensione del comportamento, perché l'indebitamento di una famiglia perdura anche quando il giocatore ha sospeso il gioco e quindi vincola tutta la famiglia di una serie di progetti di vita che per chi non è magari vicino a questo problema fa fatica a comprendere. Uscire da questa spirale comunque si può, e con l'aiuto degli ambulatori nel territorio si può davvero uscire da una spirale terribile. Siamo in chiusura, il nostro tempo a disposizione è finito. Io ringrazio la dottoressa Amelia Fiorin, referente dipartimentale dell'area gioco d'azzardo ULSS 2, ringrazio anche il dottor Carlo Cenedese, referente dell'ambulatorio gioco d'azzardo Pieve di Soligo, di essere stati con noi. Grazie davvero e grazie anche per chi ci ha seguito da casa e ci ha offerto la sua testimonianza. Io vi do appuntamento alla prossima puntata. Arrivederci.